Adesso stanno facendo bene, hanno cambiato un po' da gennaio, ma comunque anche noi abbiamo cambiato e niente, comunque le motivazioni credo sono pari a tutte e due le parti perché noi andiamo a affrontare la partita importantissima perché per la posizione in classifica e non dimentichiamoci quindi che è un derby e niente, sarà importante. Comunque giochiamo lì, insomma noi giochiamo a Modena, ci saranno tanti tifosi del Modena, però comunque credo che questo non sia un problema perché scendere nel campo con 10-12 mila spettatori credo sia bello per tutti, sia la squadra che gioca in casa che fuori. Credo che comunque dobbiamo pensare a fare bene, a fare il risultato perché abbiamo tutte le carte in regola, ma dobbiamo sapere che ci sarà da soffrire perché loro sono veramente una buona squadra e stanno attraversando un ottimo periodo. Siamo lì per meriti, ce lo siamo guadagnato tutto questa posizione in classifica e quindi dobbiamo andare sul campo, scendere sul campo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma non con il timore della classifica, ma con la voglia appunto di andare avanti che ci ha da distinto fino dall'inizio campionato. Qua si vede bene tutte le scelte del mister, credo che questa sia una delle nostre forze, la chiave sicuramente di questo campionato perché siamo in molti e il mister ci alterna a seconda delle caratteristiche anche dell'avversario e di come stiamo e come ci alleniamo e quindi niente, ognuno fa sempre il suo e è sempre pronto a scendere in campo. Abbiamo visto comunque anche i ragazzi che magari qualcuno che non gioca quando entra poi entra e fa la differenza e credo che questo sia importante per andare avanti. Ho giocato praticamente seconda punta, è la prima volta che provavo questo ruolo, avevo provato una volta a Piacenza però eravamo in tre, non eravamo in due, e niente, un po' di difficoltà inizialmente perché comunque cambia un po', però comunque sono a disposizione dell'allenatore quindi dove mi mette in gioco non c'è problema.